Buonasera a tutti amici della divisione calcio a 5, benvenuti al Palataurus. In programma tra pochi minuti l'anticipo della 10ª giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Elite tra Lecco e Pordenone. Messo giù il pallone Alciati, ora si sposta sulla sinistra, sua fascia di competenza. Si accenta ora Alciati, bello il pallone per Lucio, diagonale, arriva il vantaggio del Lecco. Lucio, c'è stata forse la direzione di Borolo, non siamo riusciti a vedere, comunque 1-0 per il Lecco. Parte Stender, la botta, si salva Pulcini in collaborazione proprio con Marini. Maglia del Lecco in campionato. Attenzione ancora Borolo, Borolo ancora, arriva Tortorella, palla sul palo esterno. Riesce in qualche modo a tenere palla Alciati, palla in mezzo, Borolo a 2 passi dalla porta. Non trova il raddoppio. Lì ancora Anderson Zola chiude, Zaurin va via in velocità. Mette poi dentro, attenzione, bravissimo Pulcini qui perché era pronto Calderone alla stoccata vincente. Setto a indietreggiare team di casa. Ora Lucio va via bene, Lucio sul fondo, mette in mezzo Borolo davanti alla porta, sbaglia tutto, numero 28 sul fondo palo, poi Lucio l'appoggia e la deviazione sfortunatissima di Zanolin nella propria porta, vale il raddoppio del Lecco. Diagonale di Lucio che sembrava indirizzato fuori, ma Zanolin, attenzione, si riscatta subito il 19 nero-verde siglando il 2-1 sulla corta respinta dei Pulcini. Lucio fuori per Alciati, conclusione al volo, palla alta, conti con Alciati, poi indietro ancora per Quarel. Conclusione, attenzione Della Bianca, arriva il pareggio del Pordenone a 35 secondi alla fine. Alciati, dentro, direzione di Arrovati, Lucio la botta, Vascello dice no, poi Feri. Una palla, Feri, ultimi 5 secondi, deve andare in qualche modo al tiro, si prova Lucio alla distanza, centrale per Vascello. Finisce qui 2-2 tra Lecco e Pordenone.